Amici bellini, ci vuole un cornetto la mattina, perché per voi è già mattina, per me it's night, it's like 3:30 in the morning, and it was a long night, I must say. It was a long night, I'm a little tipsy, but it doesn't matter. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, voi dovete perdonarmi, ma vista il finale della partita, insomma, l'esito, ecco, della partita, sarà interessante vedere come me la cavo con l'italiano quando sono un po' tipsy, però la realtà dei fatti, io sono trasparente con voi. E sarà divertente per me rivedere questo video poi dopo quando mi sveglierò. Sarà esilarante. Benvenuto Antonio della Corte. Vedete che mi ricordo anche, non mi dimentico anche di quelle cose importanti, dei nuovi iscritti. Iscrivetevi al canale, se cliccate sul cuscino lì, cliccate sulla campanella, vi iscrivete al canale, arriviamo a 10.000 e siamo più bellini, senza dubbio. In un giorno in cui è martedì e il Napoli si ritrova con 3 punti in più in una partita che Spalletti ha definito piena di cose, quante cose, quante cose, non lo so quanto editing riuscirò a fare in questo video, ma vorrei coprire tantissimi argomenti. Sono andato da un amico che faceva il compleanno in città a Manhattan e quindi Valerio Celentano, sono momenti straordinari della mia vita a New York, e quindi suona. Insomma, ci siamo divertiti, è stata una lunga nottata dove io non ho pensato al Napoli, però credetemi, mentre pensavo ai fatti miei, pensavo al Napoli, pensavo al video da fare, pensavo al recap da analizzare, perché non solo voglio fare l'analisi tattica, voglio parlare delle parole di Spalletti, voglio parlare delle parole di K2, vorrei parlare delle parole di Elmas, ma gli hanno fatto domande talmente banali che veramente c'è poco da dire. Però ci sono spunti importanti su Insigne, spunti importanti su K2, spunti importanti su Spalletti stesso. C'è una cosa che mi interessa sottolineare di Spalletti: quando lui dice non ci manca niente, io ho capito, io credo di aver capito, sono sempre intuizioni, quindi prendetela col granello di sale, come si suol dire, ma quando lui dice non ci manca niente, lui manda un messaggio ai giocatori. Cerchiamo di capirci, non è un accontentarsi del lavoro della società, non è un essere aziendalista, non è un va bene tutto, tanto che ce ne fotte, è proprio un messaggio, nel senso, quando lui insiste, dice non mi voglio lamentare, chi si lamenta, il portaborse eccetera eccetera, questa è una delle fasi fondamentali che lui praticamente sta dicendo ai giocatori: non vi lamentate, non cercate voi alibi, ma non abbiamo un terzino sinistro all'altezza, ma non abbiamo un centrocampista che aiuta la manovra e che scherma i contropiedi eccetera eccetera. Ti sto dicendo a te giocatore che fai parte di questa rosa, da Insigne a Gaetano, e faccio 2 nomi importanti, cioè dal leader capitano all'ultimo praticamente arrivato, nel senso uno degli ultimi che è stato buttato nella mischia. Ragazzi, non vi manca niente, cioè se voi vi impegnate e se voi credete veramente nelle vostre possibilità, potete tranquillamente affrontare il Venezia e batterlo, anche in una partita che nasce storta e che può rivelarsi insomma anche più complicata, perché partiamo dall'espulsione di Osimhen eccessiva, tutto quello che vogliamo voi, Osimhen ingenuo, va bene tutto, litighiamo su Osimhen e sul fatto che lui si deve calmare, ma è importante sottolineare una cosa che Spalletti dice e che io ho detto in live, quindi inserto immediato. Osimhen deve stare attento con quelle che sono le sue reazioni emotive, le sue reazioni istantanee di quello che gli può succedere intorno, perché è un attaccante forte e di conseguenza tutti i difensori tenteranno di darsi una mano, di aiutarsi anche limitando quella che è l'esuberanza fisica, e le mani addosso degli avversari ce l'avrà sempre, per cui
Su questo, siccome gli è anche di successo, bisogna ci faccia attenzione. Ma questo deve fare, questo deve imparare, deve rientrare in quella cosa, e lo stava facendo già a fine campionato scorso, entrare in quella cosa. Questa è la Serie A, queste non sono amichevoli, questi giocano perché i difensori giocheranno sempre sporco con Osimhen, ragazzi. Questo lui deve tenere presente, giocano sporco, puntano a innervosirti, ti devono fermare prima che puoi partire con la corsa, perché sennò Osimhen li brucia tutti i difensori che ci stanno in Italia, non ce n'è uno che lo può fermare in velocità, quindi giocheranno sporco con lui, e quindi Spalletti dovrà essere bravo, Spalletti, Mertens, Insigne, quelli là che conoscono il campionato italiano bene, devono essere bravi a spiegare, proprio a prendere, nemmeno in campo, proprio seduto sulla sedia, oh sì, guarda, faranno così, non reagire, aspetta, al momento opportuno te li bruci, ti fai il giro largo e li bruci lo stesso e ti toglierai la soddisfazione con il gol, non innervosirti, sei il migliore, farai 20 gol quest'anno. Questo servirà con Osimhen quest'anno. Capirete che questo è l'inserto. Mamma mia, quanto ci metterò a fare questo, quanto ci ho messo, perché voi lo vedete già fatto, quanto ci ho messo a fare l'editing di questo video, mamma mia. Insomma, Spalletti dice le cose che vi ho detto io in live, dove ci siamo divertiti tantissimo. Spalletti ci dice che in una gara sono successe tantissime cose, cioè succede che vai in inferiorità numerica, è una cosa che devi riflettere, su cui devi riflettere, devi trovare un'alternativa, benissimo. Succede che sbagli un rigore davanti al tuo pubblico, benissimo, devi sovrastare anche questa problematica. Succede che insomma non hai una punta vera e propria, tu in inferiorità numerica puoi anche giostrarti, ma se ti manca la punta ti manca proprio l'idea di gioco, come uscire dalla difesa, insomma una serie di cose, Zielinski che si fa male, una serie di cose che tutte insieme succedono e riusciamo a vincere. Spalletti ci fa capire questo nella sua intervista post partita, ci fa capire che tutto quello che è successo nella prima partita, che sono successe delle cose incredibili, veramente inenarrabili, quando poi riesci ad arrivare al risultato positivo e completo e totale, tu puoi utilizzare questa partita come esempio. Quasi a dire, la prossima volta se ci succede una cosa del genere, sappiate che siamo in grado di superare le difficoltà e di portare a casa il risultato. Questo è quello che ci dice Spalletti. Io aggiungo, se mi permettete, con la massima umiltà, che però era il Venezia, un Venezia che è una squadra era in grosse difficoltà, diciamo le cose come ci stanno, cioè praticamente 7 non disponibili, va benissimo, una squadra che aveva insomma avevate paura, insomma, non hanno affondato il colpo in superiorità numerica, ci hanno permesso di ringalluzzirci e di andare poi dopo a provare degli attacchi finali nel secondo tempo che a Spalletti è piaciuto di più. Tante cose, il pubblico ha aiutato, Insigne vero leader nel calmare la squadra, nell'aizzare il pubblico, bene, benissimo. Male in campo nel senso che ha fatto il suo solito assist per Politano, il taglio va benissimo, maluccio nelle punizioni 3 volte sulla barriera, il primo rigore l'ha sbagliato, però il secondo l'ha messo dentro e ci vogliono palle, non si può dire altrimenti, ci vuole coraggio per andarsi a prendere quel pallone, l'ha fatto, l'ha risolta, ha sbloccato la partita, bravo Insigne, punto e basta. Osimhen deve stare attento e l'abbiamo detto, i tifosi al centro del progetto nell'idea di Spalletti, perché è così. Vi ho fatto vedere quello di cui abbiamo parlato nel pre-partita a Caffè Napoli, a Canale 21, perché nel Canale 21, vediamo un attimo. È posizionato in una simpatica città, una colonia napoletana praticamente, perché noi ci colleghiamo con New York, Anna Reis, parliamoci a sta pose. Certo, Neapolis e Nuova York significano la stessa cosa, quindi va bene. E lo salutiamo con grandissimo affetto il nostro grande amico Valerio Celentano. Ciao Valerio, ben trovato! Ciao a tutti ragazzi, che piacere ritrovarvi ed assaporare un po' di Napoli, vedere lo stadio. Voi lo sapete che io sono nato e cresciuto a Piazzale Tecchio, quindi niente di più bello per me. Nostalgia canaglia.
E non ti sei inventato un Tecchio Square a che lì parte, no? In realtà ci sono parecchie zone che sono popolatissime da napoletani, però siamo sparsi un po' ovunque. La community è veramente dislocata in tutte le zone. Little Italy oramai è quasi Chinatown, quindi non è più lì, è un po' dappertutto. E bisogna davvero capire adesso come scenderanno in campo, perché io ho letto 4-3-3, però se Zanetti, che è un allenatore molto bravo, un allenatore che studia molto bene le partite, sono curiosa di vedere se ci sarà invece un trequartista, e potrebbe essere Tesman, che va direttamente su Lobotka, perché prima, quando abbiamo parlato proprio di Lobotka, io volevo proprio dire questa cosa, perché Lobotka ha sempre avuto incollato a sé un calciatore che lo ha marcato durante la partita, e forse la presenza di Fabian è proprio perché il ruolo di Fabian è quello di aiutare Lobotka nel momento in cui viene marcato, e quindi diciamo che la regia può passare o a Fabian o ai due centrali che poi devono servire le mezze In ali. pratica, Gride, c'è uno scollatore di Lobotka. Fa cambio posto. Oggi per te, e sono curiosa, ti voglio fare questa domanda, ho la possibilità, ecco, di fartela, ma è domenica o martedì? Ah, come sei preparata! Sei è sempre martedì su questo Sempre canale. martedì, ok. È sempre martedì, è bellissimo. Insomma, c'è stata maturità nelle difficoltà, e questa è la cosa che sottolinea Spalletti. Il giro palla era un po' lento nel primo tempo, bisogna dirlo, ma nel secondo tempo molto meglio. Spalletti mette proprio i tifosi al centro del progetto, veramente dà dei meriti al tifoso. Nel momento in cui noi sblocchiamo il risultato ci ha aiutato il tifoso anche a far girare palla più velocemente, e poi non ci manca niente, proprio il discorso che si fa verso i giocatori, nel senso i giocatori hanno tutte le caratteristiche, tutti i crismi e i crisantemi per poter portare avanti dei progetti e delle partite che nascono in maniera anche storta, però do un morso, poi dopo ci sentiamo tra poco. Si può fare, però col Venezia io poi devo fare il pompiere, perché se qualcuno ci viene a dire allora siamo fortissimi contro tutte le avversità, no, calmiamoci immediatamente. Con il Venezia si può fare, in emergenza tutto a posto. Adesso vediamo nelle difficoltà assolute. Devo poi sottolineare le parole straordinarie di Koulibaly, dove lui non solo dà l'importanza che deve dare ad Insigne, grande capitano, grande leader, gli riconsegna la fascia, momenti bellissimi, momenti da leader, perché Koulibaly dimostra di essere leader facendo questo gesto. Sa che Insigne soffre le difficoltà e le cose mentali, allora lui gli riconsegna la fascia, dice sei tu il capitano, non ti preoccupare, vai tranquillo e sereno, e va benissimo. Koulibaly ci ribadisce anche che Spalletti entra nello spogliatoio dicendo io non voglio rivoluzionare niente, avete fatto molto bene con Gattuso e continuiamo con quella mentalità, con quelle storie, con quella tattica, con quelle idee di gioco che Gattuso vi ha inculcato l'anno scorso. E questa è una cosa bellissima, perché non è detto, non è assolutamente detto che per esaltare Spalletti adesso che ci piace e ci convince dobbiamo demolire Gattuso. Ottuso, non avremmo vinto con Gattuso. È una stronzata vera e propria, una stronzata. Non lo sappiamo, magari vincevamo 5-0 con il 4-2-3-1 con Zielinski sotto punta, non lo possiamo dire. L'importante, vedete le notifiche, mannaggia le notifiche che arrivano su Telegram. Iscrivetevi sul canale di Telegram, non avete lasciato il like, non vi siete iscritti al canale, come sa da fare? È molto importante quello che ci dice Koulibaly. Si continua il lavoro di Gattuso, Spalletti aggiunge quella magia, che poi la magia è l'esperienza. Quando uno con l'esperienza ti dice delle cose tu ti fidi, e questo è importante. Benissimo, si parte dall'assunto, da quello che Gattuso ha fatto bene e si cerca di migliorare. Benissimo, dopodiché basterà per lottare per il quarto posto? Noi lo speriamo con tutto il nostro cuore. Credo che ci sia ancora bisogno di fare qualcos'altro, credo che non tutte le partite in cui Gaetano verrà chiamato all'improvviso ad essere giocatore che entra e risolve la partita, non lo potrà fare sempre. Non è detto, serve un po' di mazzo, lo abbiamo detto, lo continueremo a dire, perché questo è l'anno delle incertezze, un po' di tutte le squadre. Però
ovviamente sappiamo che il mercato non è finito e che si può sperare in una cosa extra time, in un last minute di un giocatore magari che abbia un po' di esperienza e che ti possa dare una mano a centrocampo. A terzino io sono d'accordo, sono tranquillo, anche in difesa si può fare, in attacco così e così, perché la questione Osimhen scoperchia il problema di Petagna, che comunque non vale Osimhen, se non torna Mertens andiamo in difficoltà, però a centrocampo si può fare qualcosa di più. Molto bene Gaetano, ma il discorso dell'analisi tattica lo facciamo nel prossimo video, perché questo già è troppo lungo. Che meraviglia, questo è un video che entrerà negli annali, perché non capita tutti i giorni, non tutte le notti. Analisi tattica nel prossimo video, dove faremo anche degli accenni su quelle che sono successe negli altri campi, perché la Roma ha stravinto, la Juve così e così ha zoppicato. Però con calma, voi vi iscrivete al canale, lasciate i vostri like. Da New York Valerio Fluido è tutto, ci sono tante cose da dire, il tacchino parla chiaro. Ma adesso andiamo ad analizzare l'analisi tattica. Tra un'oretta e mezza, lo saprete. Chi è iscritto al canale Telegram lo sa. Da New York ve l'ho detto chi sono. Vabbè. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.